Benvenuti alla prima lezione del buon pescato siciliano. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche e le differenze delle diverse tipologie di pesce. Iniziamo con i pesci di mare e d'acqua dolce. Il corpo dei pesci ha una forma allungata e compressa lateralmente, detta idrodinamica. Questa forma dà ai pesci una minima resistenza all'acqua e gli permette di nuotare veloci, grazie anche alle pinne che usano come se fossero remi per muoversi nell'acqua. La loro temperatura corporea è la stessa dell'acqua in cui vivono. Infatti, se cambia la temperatura dell'acqua, cambia anche quella del corpo dei pesci. I pesci respirano mediante le branchie, delle piccole aperture situate ai lati della testa. Il pesce apre la bocca per ingoiare l'acqua, poi la spinge verso le branchie, che si occupano di estrarne l'ossigeno e di cacciare via l'anidride carbonica. La maggior parte dei pesci si nutre di larve e di piccoli insetti. Alcuni, come gli squali, mangiano altri pesci più piccoli, altri ancora sono erbivori e si nutrono di alghe e altri vegetali. Infine ci sono i filtratori, come lo squalo balena, che ingoia le piante e gli animali microscopici che galleggiano sull'acqua. Vediamo adesso insieme le caratteristiche dei molluschi. Con il termine molluschi si identifica un gruppo di esseri marini caratterizzati da un corpo molle, poiché sono privi della colonna vertebrale e dello scheletro. Tutti i molluschi hanno in comune alcune caratteristiche: un corpo muscoloso e, per alcuni di loro, una struttura rigida, la conchiglia. I molluschi si dividono in tre classi principali. I cefalopodi hanno tentacoli a ventosa attaccati alla testa, come il polpo, le seppie o i calamari. Molti hanno un guscio interno, come ad esempio l'osso di seppia, altri ancora hanno una conchiglia esterna. La loro principale caratteristica è di sapersi mimetizzare con l'ambiente, cambiando il colore del proprio corpo. La seconda classe è quella dei gasteropodi, così chiamati perché si muovono sulla pancia. Hanno un solo guscio semplice, come la patella, a forma di cappello cinese, o arrotolato a spirale, come la lumaca. I gasteropodi hanno una particolarità. Ci sono tante specie terrestri, come le lumache, che respirano attraverso un polmone, mentre ci sono specie marine, come le patelle, che respirano attraverso le branchie. L'ultima classe è quella dei bivalvi, come le cozze, le ostriche e le vongole. Questi sono tutti molluschi acquatici e hanno una conchiglia con due valvole, che può essere aperta o chiusa. Molti molluschi si nascondono nella sabbia o nei buchi delle rocce per proteggersi, ma alcuni uccelli marini hanno il becco abbastanza lungo da riuscire a trovarli. Passiamo adesso alla famiglia dei crostacei. Mentre sulla Terra il numero più elevato di animali è rappresentato dagli insetti, in mare questo ruolo è occupato dai crostacei, che, proprio come gli insetti, sono artropodi. Hanno quindi i piedi, o meglio le zampe, e uno scheletro esterno, che si chiama esoscheletro, in cui sono racchiusi gli organi. Ogni tanto, per realizzare la muta, il loro esoscheletro si apre, proprio come una scatola, e ne esce il crostaceo che vi era racchiuso. Appena esce dal suo esoscheletro, il crostaceo ha un corpo molliccio. Poi, man mano che cresce e assume dimensioni maggiori, il nuovo esoscheletro diventa rigido e duro. Tutti i crostacei, appena nascono ed escono dall'uovo, hanno 3 paia di zampe e un unico occhio anteriore. Crescendo aumenteranno pian piano il numero dei segmenti del corpo e le prime 2 paia di zampe, muta dopo muta, si trasformeranno in 2 paia di antenne. Appartengono alla famiglia dei crostacei i gamberi, il granchio, l'astice e la ragusta. Da un punto di vista alimentare, i crostacei sono ricchi di proteine, di vitamina B e di sali minerali e contengono quantità minime di grassi.
Ma come sono composti i pesci? Bocca, naso, occhio, pinna dorsale, pinna caudale, pinna anale, pinne ventrali e pinna ventrale. Come sono composti i molluschi cefalopodi? Occhio, baffi o tentacoli, ventose, mantello, pinne caudali. Come sono composti i molluschi gasseropodi? Conchiglia, corpo, occhi, tentacoli, bocca. Come sono composti i molluschi bivalvi? Mollusco, umbone, linea palleale, conchiglia. Ma come sono composti i crostacei? Antenne, telson, occhio composto, pereiopodi, carapace. Adesso assegnate i nomi giusti alle diverse parti del corpo dei pesci.